Viaggiare è sognare, quanto sognare è viaggiare. Ora con lei sarà noi, ora con lei sarà lette, ai siamo 17. Ora lo bello giovenotto, a lei Rudi oggi 18. Chi da mia, chi bene a rozzoliare, 19 cartelle in terra nave. Ora con lei sarà lì, da staffetta salina ma ventina. Nostalgia o rimpianto? No, solo il frammento di un viaggiatore visionario. Sulla cresta di un costone lungo, pietroso, di un rosso fiammeggiante, 3 superbi templi profilano, visti dal basso, le loro enormi sagome di pietra sul cielo blu dei paesi caldi. Sembrano eretti nell'aria, in mezzo ad un paesaggio magnifico e desolato. Si ha l'impressione di avere davanti a sé l'intero Olimpo, l'Olimpo degli dei graziosi, carnali, appassionati come noi, fatti come noi, che impersonavano poeticamente tutte le tenerezze del nostro animo, tutti i sogni della nostra mente, tutti gli istinti dei nostri sensi. Una forma di armonia, una sola, procura all'anima una calma perfetta, la dorica. Senza vedere la Sicilia, l'Italia non forma un quadro nell'anima. È in Sicilia che si trova la chiave per capire il tutto. La più bella città della Sicilia, sede del re, è Palermo. Essa è il soggiorno principale dei cittadini musulmani, che vi tengono delle moschee, dei mercati loro e molto altri sobborghi.